Il cordoglio per la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa accomuna politici, associazioni, ma anche semplici cittadini. Un cordoglio unanime con decine di messaggi. La Sicilia e non solo piange un grande uomo prestato alla politica. La Confartigianato ricorda il dialogo avviato con Tusa per il rilancio dei beni culturali come sviluppo per la Sicilia. Ci mancherà un amico, sostengono Nicola D'Agostino e Edith Tamaio, capogruppo e deputato di Sicilia Futura all'Ars. Cordoglio anche da parte della CNA, i cui vertici esprimono vicinanza per la drammatica morte dell'assessore ai beni culturali Sebastiano Tusa. Un uomo di grande cultura e un assessore sensibile e competente, scrivono il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione. I siciliani, scrive la Will di Agrigento, perdono con il professor Tusa un punto di riferimento culturale e umano senza precedenti. Per il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, quella di Tusa è una perdita incolmabile. Profondo il cordoglio da parte di Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia. La tragica morte dell'assessore Sebastiano Tusa, aggiunge Gallo, lascia un vuoto incommensurabile in quanti, come me, hanno avuto l'onore e il pregio di conoscerlo, apprezzarlo e frequentarlo. È stata una personalità oltremodo stimabile, capace di profonda cultura e di passione per le sue preziose attività. Nei tanti anni dedicati al programma di interventi e progetti per la promozione del turismo culturale, abbiamo incontrato molte volte questo grande e appassionato archeologo e più recentemente come assessore regionale dei beni culturali. La sua sensibilità e l'amore profuso nel suo lavoro lo hanno sempre fatto apprezzare. Così scrivono Gaetano Pendolino ed Enzo Camilleri, amministratore e coordinatore del distretto turistico Valle dei Templi. Per il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, se ne va un amico, archeologo di fama, uomo di cultura di alto profilo, che abbiamo sentito sempre vicino nel percorso di crescita culturale della città dei Templi. Tusa, uomo di grande valore, lo definisce Eleonora Locurto, capogruppo dell'UDC all'Ars. È una tragedia, dice, che lascia senza parole. Come dicevamo, sono decine e decine i messaggi di cordoglio. Noi vogliamo ricordare Sebastiano Tusa riproponendo l'intervista che abbiamo realizzato a Casa San Filippo nel giorno in cui ha presentato un suo libro, una presenza, la sua, che ha arricchito quei momenti. I popoli del Grande Verde, il titolo di un suo libro che si presenta oggi qui a Casa San Filippo. Sì, è un libro che riguarda questo momento particolare della storia del Mediterraneo tra il XIII e il X secolo a.C., in cui questi popoli, che gli egiziani chiamavano i popoli del Grande Verde, ma che sono a noi più conosciuti come i popoli del mare, scorazzarono un po' nel Mediterraneo orientale e determinarono la crisi dei grandi imperi, tra cui l'impero Ittita, l'impero di Mitanni, diedero fastidio agli egiziani e costituirono quindi un momento di cambiamento tra un sistema gestito da questi grandi imperi a un sistema che poi sarà quello del primo millennio a.C., in cui vedremo emergere i Fenici, i Greci con le colonizzazioni. Quindi sono un popolo poco noto, ma di grande interesse per la storia del Mediterraneo. Ecco, dalla letteratura alla politica, mi consente una domanda, lei prossimo assessore regionale? Dicono così, io ancora non ho avuto nessuna, comunicazione ufficiale. C'è ovviamente il gradimento da parte del Presidente, da parte anche di altre forze politiche che costituiscono la maggioranza, quindi diciamo che dovrebbe essere una designazione che dovrebbe arrivare a una conferma ufficiale, però ripeto, al momento non ho nessuna conferma ufficiale. Si conosce anche la delega eventualmente? La delega sarà quella dei beni culturali. Oggi siamo particolarmente contenti di ospitare Sebastiano Tusa, uno dei più grandi archeologi siciliani, oltre ad essere un collega del Dipartimento dei Beni Culturali. Infatti con Tusa parlavamo della sua prossima nomina ad assessore, un grande esperto per un assessorato ovviamente competente. Ovviamente noi gli facciamo tutti gli auguri che derivano anche dall'affetto e dall'amicizia che ci lega.